a San Leone la 17ª edizione della giornata dell'arte e della creatività studentesca. Le scuole agrigentine sul palco, l'intervento delle provveditorato e delle comune. Dario Piparo. Musica, sport, graffiti, pittura. Finisce maggio, finisce la stagione scolastica e finisce con la giornata dedicata all'arte e alla creatività studentesca. Siamo stati a San Leone, nei pressi dell'eliporto, dove si svolgerà l'evento. Evento con inizio previsto intorno alle 12, quando di fatto si sono aperte le danze. La consulta provinciale di Agrigento ha organizzato questa manifestazione appunto che riguarda il tema della legalità. Infatti stiamo facendo un graffito dedicato a Boris Giuliano, un campo da basket ovviamente per le attività sportive, lo sport è vita, e ovviamente il palco dove ognuno di noi si potrà esibire, potrà far vedere il proprio talento a tutti. La giornata inizia alle 12 di oggi e finirà questa notte, perché alle 8:30 è prevista una serata danzante. Ti posso chiedere cosa stai dipingendo? Sto dipingendo una ragazza di spalle tratto da un libro di un fantasy. Un fantasy che ti piace particolarmente, per cui lo stai riproducendo? Sì. Sei un'appassionata di arte, cioè vorresti farlo anche a livello professionale in futuro? Sì. Restauro soprattutto, il campo del restauro. Infatti siamo dell'Istituto d'Arte di Sciacca. Tu invece cosa stai dipingendo? Una ragazza con un verme in testa. Come mai? Cosa rappresenta? Le cose con cui uno si può fissare nella vita, sostanzialmente. Anche tu? Ogni tanto, dipende. Ci sono dei pannelli proprio sui quali loro dipingeranno delle figure, delle immagini legate alla mafia, poi ci sono anche degli stand di volontariato, delle attività sportive e poi delle attività musicali. È un momento per loro molto importante perché è un momento di aggregazione, di stare tutti assieme in maniera pacifica, in maniera responsabile e soprattutto costruttiva. Presenti anche alcuni stand ai lati della piazza, offerte che variano dal volontariato all'immissione lavorativa. Tra quelli che abbiamo visitato, uno è offerto dalle scuole paritarie Pitagora e Dante Alighieri. Oltre alla partecipazione attiva, con tanto di contributo economico per la realizzazione dell'evento, qui si propongono corsi per i test di ingresso in vista della stagione universitaria e altri invece di recupero e ampliamento dell'inglese. Poi il centro servizi per il volontariato di Agrigento offre un altro stand che propone un avvicinamento tangibile al volontariato sociale. Anche un altro piccolo banchetto viene dedicato alla Youth Guarantee, programmazione europea coordinata dalla Camera di Commercio che si offre da porta di immissione verso il mondo lavorativo. Insomma, possibilità di crescita ma soprattutto svago, arte e creatività come da denominazione, perché almeno per un giorno le carenze legate alle prospettive possono passare in secondo piano.